Superamento della spesa storica con partecipazione su tributi e aliquote, quindi non solo su un tributo, e poi è fondamentale la commissione paritetica, ovvero avere una delegazione trattante che entra in commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano. Queste le tre linee cardine contenute nella prebozza per l'autonomia del Veneto su cui il presidente Zaia non intende transigere e il virtuoso Veneto non ha nulla in meno, dice, delle storiche regioni a statuto autonomo, emerso a Venezia alla consulta per l'autonomia. 5 su 23 le materie oggi sul tavolo della discussione. Zaia ha garantito la volontà che entro giugno si prendano in mano anche le altre 18, un progetto che non si può non definire ambizioso. Questa ambizione ce la dà la Costituzione, che prevede la possibilità di trattare su 23 materie, e noi vogliamo aprire il tavolo su tutte e 23 le materie. Un passo alla volta e Zaia vuole muoversi con sicurezza, seppur con cautela, per ottenere la firma definitiva sull'accordo dell'autonomia, ricordando soprattutto che il Veneto si presenta con in mano un referendum che ha visto andare alle urne 2.328.949 veneti, che si sono espressi per il 98,1% a favore del sì. La forza del referendum diventa anche pesante da un punto di vista giuridico nella firma della bozza. Ora è necessario chiudere l'accordo entro il 4 marzo, prima delle prossime politiche. Si consolida tutto il lavoro fatto, si stabilisce cosa si dovrà fare dopo e quindi si dà un po' sostanzialmente un piano di lavori al governo che arriverà dopo, visto e considerato che tutte le forze politiche hanno detto che sono a favore dell'autonomia.